When everybody's stealing by dawn of a new day, dawn of a new day. When I forget everything around me that I say, around me that I say. Can't take the DJ. Presso i locali della cooperativa di Castelnuovo di Prato, un'occasione per scoprire la 69esima edizione della Coppa Burci che si disputerà il 4 agosto prossimo. È un'occasione anche per contribuire alla realizzazione di questa manifestazione, infatti quest'oggi tanti appassionati pratesi e non solo si sono dati appuntamento qui per una cena e per dare il loro piccolo contributo per la realizzazione di una grande corsa, una corsa che ha fatto la storia del ciclismo a Poggio a Caiano, una corsa che anche quest'anno, grazie all'impegno di Franco Chiucchiolo e di tutto il suo gruppo di lavoro, è stata e sarà possibile svolgersi sulle strade del Montalbano. Andiamo ad ascoltare i contributi e appuntamento a tutti il 4 di agosto a Poggio a Caiano per la Coppa Burci 69esima edizione. Marco Martini, sindaco di Poggio a Caiano, per celebrare una classica, un appuntamento importante per tutta la comunità di Poggio a Caiano. La Coppa Burci, dopo un'assenza lo scorso anno, è ritornata e quest'anno, ancora con tanto entusiasmo che questa sera lo percepiamo, si appresta ad affrontare la 69esima edizione. Abbiamo iniziato l'anno scorso, abbiamo ripreso l'anno scorso con questa manifestazione, è una manifestazione di ciclismo importante, c'è una storia molto importante alle spalle e c'è la possibilità di coinvolgere i tanti sportivi poggesi che sono appassionati di ciclismo. Quindi una bella manifestazione, stasera ringrazio tutti i presenti per questa bella partecipazione, siamo molto contenti di poter fare anche per quest'anno la Coppa Burci, che è un elemento e un evento importante che poi quest'anno si verifica in occasione qualche settimana prima dei mondiali di ciclismo, quindi sarà l'occasione di un'altra festa di sport, una bella giornata di ciclismo a Poggio a Caiano. Quindi invito tutti a venire anche per visitare i nostri musei che saranno aperti nell'occasione, daremo la possibilità di visitare anche il Museo Soffici, la Villa Medicea e quindi invito tutti gli sportivi a venire a Poggio a Caiano. Maria Bruni, vicepresidente vicario del Comitato Regionale Toscano, la Coppa Burci è un tassello importante del ciclismo toscano. Alla vigilia di un appuntamento come il Campionato del Mondo si deve passare da Poggio a Caiano con questa corsa che attraverso i giovani celebra 69 edizioni. Sì, è 69esima edizione, quindi è una corsa veramente molto importante per quanto riguarda il panorama toscano di ciclismo e anche perché passa, come hai detto tu, in una zona dove a settembre dal 22 al 29 ci saranno campionati mondiali, quindi è una corsa da preservare perché veramente stanno saltando molte corse, quindi è una corsa come tante da poter preservare perché insomma 69 edizioni vuol dire tanto, quindi Chiucchiolo veramente è una persona instancabile che si è veramente data da fare, ci ha creduto fino in fondo e questo è il risultato. Fabiola Ganucci, assessore allo sport del comune di Poggio a Caiano, la Coppa Burci è una festa di sport ma è anche una festa di associazionismo, quest'oggi la cena sociale lo rappresenta, tanti appassionati si danno da fare per portare a termine questa bella giornata di ciclismo. Importante in tutti gli ambiti, in particolare per lo sport, l'associazionismo e quindi l'impegno che ognuno può mettere nelle varie associazioni insieme anche al comitato per portare avanti questa manifestazione importante per i giovani, in particolare per lo spirito dello sport che deve essere sempre portato avanti. Lo scorso anno a vincere fu un poggese, chi lo sa che anche quest'anno non si ripeta la magia. L'importante è che vinca il migliore, comunque sia. Marco Boretti, presidente del comitato provinciale di Prato della Federciclismo, la Coppa Burci l'abbiamo celebrata lo scorso anno con un grande rientro, quest'anno è l'edizione della conferma, 69, doveva tornare a giocare il ruolo da protagonista questa corsa. Sì, per Prato ma per tutta la Toscana credo che questa sia una delle gare più importanti che abbiamo sul territorio, siamo soddisfatti che sia tornata questa gara
e soprattutto il grande aiuto che ha avuto l'organizzazione capitanata da Franco Chiucolo da parte del comune di Poggio a Caiano, che anche da parte nostra gli facciamo un grande ringraziamento. L'appuntamento della Coppa Bucci precede di poco il campionato del mondo, terra di grande ciclismo questa. Sì, verremo attraversati dalle prove del campionato del mondo, soprattutto la zona di Poggio e del Montalbano, è questo un preludio per poi arrivare a queste prove mondiali che si svolgeranno nel mese di settembre. L'avvocato Carlo Iannelli, da grande appassionato, da grande pratese qual è, non poteva mancare quest'oggi alla presentazione della Coppa Bucci. La Coppa Bucci è il ciclismo in provincia di Prato, è il ciclismo a Poggio a Caiano e doveva tornare a giocare un ruolo fondamentale nel ciclismo juniores. Questo sicuramente è con grande piacere che io partecipo a questa serata, come già avevo fatto l'anno scorso, soprattutto per premiare la caparbietà e la costanza dell'amico Franco Chiucchiolo. Il merito appunto di aver rimesso in piedi questa manifestazione va sicuramente a lui e per questo lo ringrazio, così come ringrazio appunto tutte le persone che fanno parte del comitato e sono tante. Ringrazio l'amministrazione che è stata molto vicina appunto al comitato e ha permesso che questa corsa venisse nuovamente disputata, quindi niente che dire, sono serate belle, significative che ci fanno riassaporare un po' quello che è lo spirito vero del ciclismo e che penso d'ora in avanti in momenti così difficili si debba assolutamente recuperare. Rolando Gacci è la memoria storica del ciclismo in provincia di Prato, vicepresidente della Seanese e grande appassionato di ciclismo. La Coppa Bucci, quante edizioni ne hai viste passare? Quante? Edizioni ne hai viste della Coppa Bucci? Tutte che le ha fatto, mi dia lei quante ne ha fatte, non me ne ricordo. Ho viste quasi tutte, 92 anni ho, e sono sempre stato dietro al ciclismo, sì che. La Coppa Bucci è una corsa importantissima per Poggio a Caiano. Importantissima per Poggio a Caiano e mi meraviglia altamente che per organizzarla ci tocca arrivare a fare questi sotterfugi e ringraziando qualcuno che si trova le gente disponibili e ci danno la mano, però dico io, per me è una vergogna, non si dovrebbe arrivare a questo bellissimo sport nazionale, che è il più bello sport del mondo, il ciclismo, non essere aiutato perlomeno anche da certe gare anche dal governo, da comuni e compagnia. Ci tocca darci da fare a noi, c'è delle persone dalla mattina alla sera a cercare quelle 2.000-3.000 euro per portare avanti un discorso che poi non rispetterebbe nemmeno a noi. La Coppa Bucci è un monumento per Poggio a Caiano, deve essere tutelato. È un monumento perché da tanto tempo la facciamo, no? Di conseguenza perché l'abbiamo presa a cuore, perché è una cosa che ci interessa, è una storia. La storia del ciclismo passa anche da questa Coppa. E allora mi dispiace che per trovare anche 5.000 euro ci tocca fare salti. Poi io mi trovo, mentre prima bastava facessi un giro a Prato, da miei amici mi avanzava sempre soldi, ora c'è da vergognarsi, andare a chiedere anche 1.000 lire. È brutto? Brutto. Grazie però a questa gente che si sacrifica perché è innamorata di questo ciclismo, perché se uno l'ha vissuto come l'ha vissuto io, ti attacchi come una cosa difficile da scordare e ti senti male quando ti trovi a organizzare. Vedi i campionati del mondo, addirittura si trovano di fiortacchino, non dovrebbe esistere. Piero Baroncelli, presidente della cooperativa di Castelnuovo, quest'oggi avete accolto la Coppa Bucci, avete accolto questa iniziativa che è sport ma è anche sociale, perché con l'aiuto di tutti si riesce ad organizzare il grande ciclismo. Questa terra è una terra di grande ciclismo ma è anche una terra di grandi associazioni e di grande spirito sociale. A noi ci ha veramente fatto piacere poter
aver dato un contributo stasera alla Coppa Burci e alle manifestazioni di sport, perché nel nostro paese, quando c'era la Grassi, abbiamo sempre partecipato in tutte le iniziative che c'erano. Anzi, ci sarebbe veramente piaciuto poter andare a fare anche la Coppa Caduti di Castelnuovo, che qui è sempre stata organizzata da Rolando Gacci, e a noi siamo veramente ora in un momento di difficoltà perché abbiamo fatto questa nuova struttura e abbiamo un po' di impegni, però per quanto riguarda essere insieme agli amici e poter fare veramente qualcosa per lo sport, siamo sempre a disposizione per le nostre possibilità. Lo hanno chiamata in causa un po' tutti, ricordando la sua grande passione e la sua grande determinazione lo scorso anno nel voler riportare la Coppa Burci e quest'anno nel volerla ancora una volta riproporre. Franco Chiucchiolo ama questa corsa e lo scorso anno ha fatto tanta fatica ma con tanta passione per riportarla, e quest'anno ancora una volta, grazie all'aiuto di tutti, la Coppa Burci va in scena. 69 edizioni di storia. Certo, 69esima edizione. Voi vedete stasera una sera un po' particolare. Le corse le si devono fare con queste iniziative come stasera, fare intervenire il popolo. In cene popolari con piccoli contributi si riesce ancora a fare qualche cosa, perché come sapete ora è un momento difficile di crisi, le aziende non hanno più possibilità di poter aiutare queste iniziative. Io dico una cosa, questa corsa anno l'ha avuto un bel successo e quest'anno spero che abbia un altro successo superiore a quello d'anno, perché noi cerchiamo sempre di migliorarsi. Il nostro gruppo di lavoro con l'amministrazione comunale di Poggio a Caiano, la mia società e un gruppo che abbiamo formato, ci si dà da fare per fare che bensì che questa corsa vada bene. Io un ringraziamento lo devo fare a Andrea Vezzosi, che è la nostra macchina, il nostro motore, perché senza Andrea non si potrà fare mai nulla, ma non solamente noi a Poggio a Caiano. Un ringraziamento lo devo fare a livello provinciale, fuori provincia di Prato, perché Andrea è presente su un Prato, su un Pistoia e su un Firenze. Questi sono personaggi importanti, non sono quelli che parlano, quelli che fanno. E un grazie a Andrea. Una cosa che fa sicuramente piacere a tutto il vostro gruppo è che a una cena come questa, come detto, una cena del popolo, una cena dove chi ama il ciclismo dà qualcosa per la Coppa Burci, c'era l'amministrazione comunale, e questo penso sia anche un segnale importante. Sì, a Poggio bisogna essere sinceri, non lo so, questo sindaco gli garba il ciclismo, questo sindaco è appassionato, questo sindaco si dà da fare per il ciclismo. Io penso che questa corsa fin questi 5 anni non ci sarà problemi per farla, finché ci sarà Martini, perché lui la vuole, farà di tutto per dare il suo piccolo e grande contributo, però una cosa importante, se c'è la passione le cose le si fanno, senza la passione non si fanno. Poi quest'anno abbiamo anche un grande obiettivo, abbiamo campionati del mondo qui sul nostro territorio. Questo vuol dire che la Toscana, come sempre, è all'avanguardia sulle gare ciclistiche. Peccato che forse a livello nazionale non l'hanno capito, ci hanno un po' tenuto da una parte noi toscani, ma devono sapere che la Toscana è una grande, ma grande organizzatrice di gare ciclistiche, e questo gli deve rimanere impresso nelle menti dei grandi uomini che poi per me sono molto piccoli. E se i campionati del mondo saranno l'evento principale di quest'anno, forse è anche merito di questi appassionati che si sono ritrovati qui stasera. Certo, questo fa parlare, sono amici, sono compagni di tutti i giorni, gente, hanno le mogli che hanno seguito, perché come sapete le donne non è che siano appassionate come sono gli uomini sul ciclismo, forse qualcheduna danna anche, perché insomma mariti vanno in bicicletta, però questo fa capire che quando si chiamano a queste iniziative rispondano bene, e questo a noi ci fa piacere. Stasera siamo circa 130 persone e questo dovrebbe far riflettere. Grazie al ciclismo, grazie alle persone, grazie a tutti. When everybody's stealing by dawn of a new day, dawn of a new day.